Allora, stiamo partendo, dove stiamo andando? Deulasa. Allora, è Deulasa, stiamo andando a San Paolo Eremita, una traccia appena creata che dobbiamo, insomma, la plausibilità dobbiamo verificare con una prova dal vivo. Anche perché poi dovremo farla a piedi. Esattamente, sono 51 km e 1200 di dislivello. Partiamo in questo momento, sono le 9, 9 e un quarto, 14 gradi di temperatura, via. Siamo al sesto chilometro, Stazzi Spridda, bisogna alleggerirsi perché inizia a far caldo, 18 gradi. Primi 200 metri di dislivello, siamo nei pressi di casa di Luca Coan, abbiamo superato la dogana senza aver chiesto il permesso. Ecco, del nostro pellegrinaggio in bici verso San Paolo Eremita, siamo qua al passaggio del fiume e mi pare che il mio compagno di viaggio ha visto della fauna ittica nel fiume. Eccoci qua. Io ricordo che questo ponticello una volta non c'era. Io ricordo di aver attraversato su così a piedi questo passaggio. Casa tua. Siamo via Murizza Piana, sosta fisiologica al rubinetto e adesso scavalliamo e andiamo verso Olbia. Ci mancano ancora circa 35 km. Girato i 20 km, siamo a 250 metri di quota e abbiamo oltrepassato il crinale di Murizza Piana, stiamo planando verso Olbia e da lì poi proseguiremo verso Telti e quindi direzione San Paolo Eremita. Adesso iniziano i tornanti in discesa. Di Telti, abbiamo girato per appena, adesso è la prima pausa, siamo al chilometro 33 e abbiamo in questo momento pedalato per 2 ore 6 e 8 minuti, 25 gradi di temperatura, inizia la fase del rifornimento con queste barrette ricche di carboidrati, sarebbero caciatini. Chilometro 36 e si discuteva qua tra me e Francesco di quanto siamo fortunati a vivere in Gallura, specialmente in questo periodo ci si rende conto del grande privilegio di cui godiamo. Primavera, un'esplosione di profumi, di colori, le ginestre in fiore, la campagna punteggiata di giallo, siamo nelle campagne di Telti. Dovrebbero esserci le alture di San Paolo dei Monti, noi stiamo andando a San Paolo dei Monti in bicicletta, è una sorta di pellegrinaggio atipico, in genere la gente della Gallura a San Paolo dei Monti ci va a piedi, noi abbiamo deciso non so se di ridurre o di aumentare la fatica a seconda dei punti di vista, comunque è bellissimo fino a questo momento. Chilometro 36, 800 metri di dislivello. Eccolo che non esce mai in video, Stavolta ci sono ma c'è. le vecchie scuole campiste,
accanto al primo tratto completato della 4 corsie. Adesso andiamo verso sinistra. Chilometro 42. Vai piano! Una vigna a Enas. E pare che si comincia a alzare. Inizia la salita finale. Accesa? È accesa. Siamo chilometro 44, già davanti a me qua vedo una rampa preoccupante. Eccola qua. Siamo a circa 7 km, considerando che gli ultimi due sono in discesa, abbiamo 5 km di fatica, dai. Considerando che non abbiamo fatto ancora 900 metri di dislivello, secondo me questi 4 km devono fare. Può essere. Scelto un bel momento per prendere la telecamera in mano. Santo Paolo nostro. Siamo a chilometro 45,6, dovrebbero mancarne circa 5 alla fine. Sentiamo lo scrosciare del fiume accanto a noi. Siamo in mezzo a questi crinali, in questa vallata, e stiamo discutendo sull'altimetria restante, perché dalla traccia, a seconda delle applicazioni utilizzate, variava molto il dislivello del percorso. Siamo quasi a 1000 metri di dislivello, potrebbero essere poco più di 1000, potrebbero essere 1200, potrebbero essere 1500, ma immaginare che ci siano altri 500 metri di dislivello in pochi chilometri è un'eventualità che, voglio dire, qua abbiamo un serissimo problema: il fiume, e questo dobbiamo guardarlo, c'è poco da fare, non guardarlo, guardarlo, e quindi levarci le scarpe e andare oltre. Dice un vecchio detto gallurese che la coda è la più mala sculticata. Ah! Bella però, bella. No, questo non lo conosco. O forse lo conosco, ma in questo momento non me lo ricordo. Ah, ecco, sì. Se vuoi mangiare pesce.
questo ponte oggi ci sarebbe servito, ma purtroppo il ponte è crollato. Dei ponti si parla solo quando crollano. E intanto qua vedo che non sono affatto finite. Non abbiamo la più pallida idea di dove siamo. Sappiamo però che non dovremmo essere molto distanti dalla strada. Non siamo usciti dalla strada. Sembrava una passeggiata, in realtà alcuni chilometri sono veramente terribili, abbiamo dovuto più camminare che pedalare. Qui siamo proprio nel sentiero, dovrei essere non distante dalla strada asfaltata, non riesco ad andare avanti, siamo a quasi 49 km. Dopo questo massacro, ecco, se giro la telecamera, la piana di Olbia, e siamo risaliti fin qua, abbiamo risalito tutta la montagna più a piedi che in bici, a piedi. Siamo a fiume a piedi. 49, infatti abbiamo i piedi bagnati, anzi no, a me ormai si sono asciugati, ed è venuto Serafino a prenderci. Eri in pensiero, Serafì? Non c'è connessione, niente, vado in su per vedere se c'è connessione, poi mi fermo qui casualmente e ho sentito una voce e poi vedo voi. Ecco, hai capito. Guarda qua, ci siamo proprio incontrati. Ed eccoci qua alla rampa finale, siamo arrivati a questa chiesa e mi verrebbe un aggettivo che però sarebbe blasfemo. Ed eccoci qua, ultima rampa in cemento. Al 13%, tanto così per allora 51,1 la bicicletta. Io un'altra volta l'ho fatta a piedi tanti anni fa. Oggi è 18. Niente, alla fine dell'escursione dell'Eremi Trail abbiamo un fornelletto da campo. Cosa stai cucinando? Salsicce e uova. Che così, una cosa La leggera. salsiccia di Belvì, guarda. Eccola qua, allora, vai. Adesso Solo che non ho i piatti. vabbè, ci arrangiamo. Pane ne hai? Pane ho panini, però adesso Tagliamo e buttiamo dentro.